E dunque sono due gli azzurri presenti in questa batteria: Federico Turrini in 3, Cristian Galenda in 4. Turrini mistista doc, lo abbiamo detto, medagliato agli ultimi campionati europei di vasca corta. Cristian Galenda, il Veneto, ha una carriera infinita, stile liberista, mistista, partito però con la farfalla. Cristian Galenda il primo primato italiano assoluto l'ha ottenuto nei 200 farfalla, e poi grandi successi con la nazionale italiana con la staffetta 4% stile libero, in cui è stato anche campione del mondo in vasca corta, e poi si è cimentato con piacere anche nei 100 misti, anche agli ultimi campionati del mondo in vasca corta. Cristian Galenda, 2 partecipazioni olimpiche, 8 partecipazioni mondiali, ma intanto Turrini fa valere la classe nel dorso e si conquista la vittoria in 56,75 davanti a Cristian Galenda 58,19. Naturalmente abbiamo semplicemente dato un assaggio